ogni quanti anni viene prelevato la parte? Ogni 10 anni. Ogni 10 anni. Ogni 10 anni perché deve arrivare a un certo spessore per poterlo lavorare. Si rilivella di nuovo a questo spessore qua? Sì, non proprio a questo livello, però vedi la ricrescita. La ricrescita nuova. E quindi lo tagliano solamente fino a questa altezza qua? Sì. Non vanno oltre? Non possono andare oltre perché sennò rischiamo di far andare male la pianta. Soffre la pianta. Soffre la pianta. Bene, quindi da qui come viene prelevato poi? Viene prelevato con delle accette, danno dei colpi unici, vanno sempre dritti da una parte e dall'altra. Poi viene messa l'accetta di così e viene scalzato, per farlo venire fuori in 2 pezzi. In 2 pezzi, quindi poi dopo potrà essere usato come per fare tappi, un po' di tutto. Come si rileva la qualità del sughero? Cioè in che modo lo capiscono? In base alla grossezza. In base alla grossezza vale di più. Vale di più. Quindi se aspettano più di 10 anni si ingrossa sempre di più, no? Sì, ma rischi che non vada più, che non sia più buono. Commerciabile. Che non sia più commerciabile. Dicono che quello della Sardegna è uno dei più pregiati, perché lo fanno anche in Spagna. Però quello più pregiato dovrebbe essere nella zona di Budusò, quelle zone. Dove si trova? Budusò dopo Bitti. Comunque da queste nella parti. Zona di Sassari. Sempre nella zona dell'Ogliastra, giusto? Sì. Ok, adesso dove che ci porti? Dove andiamo? Adesso vi porto al Canyon Cardalis. Scusami, ma non ci abbiamo detto come ti chiami? Gigi. Lui si chiama Gigi. È la nostra guida. È la nostra guida di oggi. Andiamo a visitare un posto qui vicino al fiume che sembra che ci sia un Grand Canyon. Adesso andiamo a verificarlo. Va bene, ok. Grazie. In quest'area della Sardegna, caratterizzata dai monti della Barbagia, la natura qui ha scavato con i suoi corsi d'acqua dei piccoli paradisi per la flora e la fauna. Le acque del fiume Frumineddu, proveniente dal paese vicino Dorgali,
Silvia, dopo una lunga scalata, anzi calata più che scalata, siamo arrivati in questo paradiso. Sì, questa è un'oasi. È un'oasi che solo i locali conoscono, Se non fossimo stati accompagnati, noi qua proprio zero. Assolutamente. E troviamo una sorgente d'acqua che arriva. Da dove arriva quella sorgente, Dorgali? Non bisogna essere per forza degli scalatori per raggiungere il fondovalle. Ma adesso alziamo lo sguardo in alto per ammirare le pareti della montagna, scolpiti da millenni. Una fitta vegetazione cela qualche sorgente un po' qua e un po' là. In cima a questa collinetta filari di vigneti sono carichi di grappoli d'uva, pronti per la raccolta. Ricordiamoci sempre che questa è la terra del vino Cannunau. Inoltre, in questa terra, malgrado le difficoltà dei massi, si produceva anche il seme del pane, così come ci racconta un contadino del luogo. Quindi questa era la vecchia aia antica. Ma fino a quando si faceva questa cosa? Fino a quando non è arrivata. No, quanti anni? Quanti anni si può? Anche quasi al 60 arrivava. Fino al 1960 sì, qui si lavorava con nelle campagne dove non c'erano possibilità di arrivare alla Trebbia perché non c'erano strade. Sì. Era quello e quindi si usava i cavalli? No, i buoi qua. I buoi. Sempre i buoi. Tiravano queste pietre qua
Ce n'erano più pesanti, più leggere. Anche quella si è rotta. Venivano legati. Legati qua a me. Passava una catena qua, ecco, e legavano. È uguale. È uguale quella. E quindi qui. E facevano il giro tutta la mattina, magari 2 ore, 3 ore. E ce n'erano diverse anche. Ce ne sono altre. Come giravano? In senso così? Qui le legavano. Sì. Il collo qua veniva legato, uguale anche questa. Legavano qua e veniva agganciato con. E quindi facevano questo giro. Con una catena. Pietra. Ah, sempre di pietra. Tutta pietra. Tipo qua, un no? vespaio in pietra. Sì. La spiccata. Qui è